Buongiorno, ben ritrovati con una nuova pillola di Radio Veneto Agricoltura, collegate queste pillole alla presentazione del report sulla congiuntura del settore agricolo nel 2019, comprendente anche un'appendice dedicata ai primi mesi del 2020, e sarà proprio di questo che noi parleremo, ma specificatamente dell'occupazione nel settore agricolo. E parleremo di questo oggi con il collega, il dottor Renzo Rossetto. Grazie Renzo per essere Grazie dell'invito. qui con noi oggi. E quindi l'occupazione. Io so che quando si parla di occupazione però i dati a volte sono anche discordanti, devo dire, perché provengono da due fonti diverse, ovvero quella dell'Istat e quella di Veneto Lavoro. Riusciamo a fare un chiarimento subito di questo? Ci proviamo, e non solo, perché ci sarebbero dati anche del Ministero, dell'Inps. Allora, noi consideriamo soprattutto i dati di Veneto Lavoro e di Istat, che trattano due cose differenti. L'Istat fa delle indagini per contare il numero di occupati in un certo momento, con delle indagini che durano in continuo durante l'anno, ma che danno dei dati trimestre per trimestre. Mentre Veneto Lavoro conta il numero di contratti di assunzione, cessazione o trasformazione che ci possono essere durante l'anno, per cui durante l'anno può contare uno stesso persona con 2 o 3 contratti di assunzione e cessazione, quindi i dati non possono essere uguali. Certo. Partiamo da Veneto Lavoro. Sì, allora, il Veneto Lavoro è quello che dà di più il polso della situazione e dell'andamento occupazionale in Veneto. Allora, nel 2019 ci sono stati una diminuzione delle assunzioni, che sono state comunque 7.900 circa, che sono una parte comunque minoritaria di tutte le assunzioni fatte tra il settore primario, secondario e terziario, circa il 9%, il peso dell'agricoltura. E queste assunzioni, a queste assunzioni hanno corrisposto circa 77.600 cessazioni, quindi alla fine il saldo è stato positivo, cioè si può dire che l'occupazione in Veneto l'anno scorso è leggermente aumentata di circa 1.350 unità, che è un dato positivo perché l'anno scorso era stata più bassa, alla fine anno si contavano un saldo di 1.100. Scusa Renzo, ti interrompo, quando si dice è aumentata di 1.000 rotti unità, noi possiamo anche dire in quale settore dell'agricoltura è andato? Allora, il dettaglio dei settori noi non lo consideriamo per i report, però le assunzioni sono venute principalmente nel settore vitivinicolo e orticolo, che sono quelle e sono caratteristiche poi che sono stagionali, molto stagionali, quindi nei trimestri degli estivi della raccolta aumentano tantissimo, c'è un picco enorme. E infatti le province che hanno avuto le assunzioni maggiori sono state Verona, dove praticamente con 36.000 assunzioni è la metà delle assunzioni complessive, e Treviso che ne fa 15.000. Che sono i due poli principali. Anche se le assunzioni anche in queste due province sono state in calo, come comunque è venuto a livello generale. Però la cosa positiva è che il saldo a fine anno è stato positivo, cioè facendo la somma delle assunzioni e le differenze con le cessazioni sono rimasti 1.350 occupati in agricoltura, occupati dipendenti. Sì, quindi questa è la fotografia vista dall'angolatura Veneto Lavoro. Esatto. Se invece noi ci spostiamo e vediamo l'angolatura Istat. Allora, Istat, che conta le teste, così, ci dice che nel complesso in Veneto l'anno scorso gli occupati in agricoltura sono stati 67.400, sono un po' meno delle assunzioni che dicevo prima, proprio perché uno può avere più assunzioni. È un dato positivo perché rispetto al 2018 l'occupazione è stata in crescita del 5,6% circa. La cosa che può avere un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, è che sono diminuiti di molto i dipendenti, che sono scesi del 20%, sono circa 17.700, sono aumentati di molto gli indipendenti, che sono 49.000. Qual è la differenza? I dipendenti sono i salariati, gli indipendenti sono in teoria coloro che esercitano l'attività agricola in maniera diretta, quindi i coltivatori diretti, diciamo gli imprenditori agricoli. La cosa positiva è che sono aumentati, perché vuol dire che rispetto all'anno precedente
l'anno precedente erano stati meno, vuol dire che c'è stato un ritorno, diciamo così, a dedicarsi all'attività principale come a quella agricola. Il bicchiere mezzo vuoto è che i dipendenti sono quelli che danno il polso della strutturazione delle aziende. Le aziende più sono strutturate, più assumono, più hanno dipendenti. Il fatto che diminuiscano i dipendenti non è sempre così positivo. Quindi potrebbe significare che le aziende aventi una certa dimensione non hanno assunto o hanno ridotto il personale. Hanno avuto meno dipendenti, quindi è diminuita un'agricoltura più strutturata, mentre è aumentata un'agricoltura che magari vede l'imprenditore agricolo a titolo personale svolgere l'attività agricola che magari l'anno precedente aveva dedicato le proprie risorse ad altri settori. E il numero delle imprese, per avere un'idea? Il numero delle imprese più o meno è simile, sono 62-63 mila le imprese agricole in Veneto, quindi i dati degli occupati, degli indipendenti è leggermente più basso, perché nelle imprese si contano quelle iscritte alla Camera di Commercio. Ecco, questo per quanto riguarda il 2019, poi è iniziato il 2020 e subito febbraio-marzo è arrivato il lockdown per coronavirus. Cosa è successo all'occupazione? I dati finora non sono completi, ci sono solo fino a marzo, quindi manca tutto aprile-maggio. Quello che sembra che sia emerso è che per quanto riguarda le assunzioni, quindi i dati di Veneto Lavoro che danno il polso della situazione immediata, è che sono aumentate le assunzioni rispetto all'anno scorso, perché è un periodo dei primi mesi in cui si assume per le lavorazioni primaverili, però sono aumentate anche le cessazioni, sono aumentate di più rispetto alle assunzioni, quindi vuol dire che aziende che di solito avevano dipendenti in questo periodo le hanno licenziati per vari motivi. Quindi ci sono state delle cessazioni, probabilmente legate al fatto che magari con la chiusura delle attività avevano meno bisogno di manodopera. D'altronde la manodopera mancava anche sentendo le imprese agricole, che sono quelle che avevano la necessità di queste forze lavoro, che facevano fatica a trovare manodopera specializzata per le raccolte. Renzo, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, ti ringraziamo il dottor Renzo Rossetto, il collega di Veneto Agricoltura, che ci ha spiegato un po' l'andamento dell'occupazione nel settore primario nel 2019 e poi nei primi 2-3 mesi del 2020. Ricordiamo, come ricordiamo sempre in tutte le pillole che stiamo realizzando in questi giorni, che il report sulla congiuntura può essere scaricato dal sito internet di Veneto Agricoltura, dove c'è anche il capitolo dedicato all'occupazione. A quando il prossimo report sull'occupazione? Nelle prossime settimane faremo un report con dati anche di INPS, in cui analizzeremo anche i dati per età e quindi faremo un quadro più completo dell'occupazione agricola in Veneto 2019. Benissimo, seguiteci, seguite Veneto Agricoltura, le nostre newsletter, il nostro sito internet e anche Radio Veneto Agricoltura e le sue pillole. Un saluto a tutti, arrivederci la prossima settimana.